Siamo sempre in collegamento con il direttore di Veneto Lavoro. Direttore, lei ha citato poco fa delle figure professionali che sono state allocate o staranno per essere allocate in due multinazionali significative. Da una parte ha citato Amazon, dall'altra Zalando, ma quindi vuol dire che i centri per l'impiego funzionano per queste mega realtà e sono particolarmente significativi perché sono istituzionali in certo qual modo, oppure sono dei canali che possono andare bene anche per le piccole imprese, per le realtà, sono trasversali, perché c'è stato un momento in cui diciamo non erano tanto utilizzati e anche pochi portavano, diciamo così, la speranza di poter trovare occupazione attraverso questi luoghi fisici. Certo. Allora, i centri per l'impiego sono in gestione a Veneto Lavoro da 2 anni. Sono passati dalle province alla regione, la regione li ha consegnati a Veneto Lavoro. Quindi siamo noi quindi responsabili dei 40 centri per l'impiego della nostra regione. Allora, il centro per l'impiego è decisamente un punto importante di servizio per tutti i cittadini e per le imprese. Intanto sapere già che chi sono, dove sono, è fondamentale. All'interno del portale Click Lavoro Veneto si possono trovare tutte le informazioni legate sia ai centri per l'impiego e ai servizi che offrono, sia alle politiche. Facciamo un esempio: se noi andiamo a cercare le offerte di lavoro, qui vedete che attualmente sono disponibili 400 offerte di lavoro presenti in questo portale. Operative, 66 a Belluno, 37 a Padova, 17 a Rovigo. Non so, andiamo a vedere quelle di Padova. Sì. Ha detto la produzione dei componenti elettronici, ragioniere, assemblatore, così. La data di pubblicazione di questa è del 11 giugno, quindi è un'offerta recente. Allora, noi diciamo sempre ai nostri disoccupati, gestite bene la conoscenza delle offerte di lavoro presenti nel territorio, andate su Click Lavoro e cercatelo all'interno proprio della porzione offerte di lavoro, andate a vedere anche tutti gli altri portali, andate a vedere le agenzie per il lavoro e mettetevi in gioco, cioè candidatevi su tutti. Questo lo diciamo ai nostri disoccupati. Alle imprese diciamo: cara impresa, tu hai bisogno di in questo momento di un operatore, ha interesse a trovare un lavoratore, utilizza le nostre opportunità. Per esempio, in questo momento nell'ambito dei candidati ci sono 75.000 curriculum disponibili. Allora, a un'impresa dico: se hai bisogno di una qualifica medio-bassa, oltre ad andare a cercare questa qualifica attraverso i tuoi giri, le agenzie per il lavoro, attraverso gli amici, vai al centro per l'impiego e utilizza il portale Click Lavoro, perché puoi trovare almeno 75.000 curriculum di persone che sono disponibili a lavorare. Okay? Certo. In questi 75.000 sono nostri utenti dei centri per l'impiego che sono stati incontrati, hanno aggiornato il curriculum e lo hanno pubblicato ed è a disposizione di tutti quelli che lo cercano. Assolutamente. Quindi sostanzialmente Click Lavoro è la modalità di accesso. Click Lavoro Veneto è la porta d'accesso per tutti i servizi digitali al lavoro, quindi sia per le imprese che per le persone, per gli studenti, dove possono trovare tutta l'offerta formativa della formazione professionale e dell'istruzione, e di tutti gli enti intermediari, cioè tutto il mondo di soggetti che offrono servizi di istruzione, formazione, lavoro per chi ne ha bisogno.
Secondo lei è sufficientemente utilizzato oppure sottoutilizzato? È molto utilizzato. Noi abbiamo mediamente più di 35.000 visitatori mediamente alla settimana. Quindi è un portale molto usato. Per esempio, tutta l'attività di gestione delle comunicazioni obbligatorie transita attraverso, quando uno assume una persona, sì, oppure fa la trasformazione del contratto, oppure in questo momento la gestione della cassa integrazione viene fatta sui nostri sistemi. La gestione della cassa integrazione transita attraverso di voi, per cui siete sempre a conoscenza di tutto. Sì, sì. È il portale in cui uno trova tutto. Infatti volevo a questo punto proprio farlo vedere bene, perché secondo me è utile proprio che voi l'abbiate ben presente, insomma. E su questo le dico, noi siamo anche disponibili quando volete proprio a raccontare quello che c'è. Vedete, lavoratori, aziende, studenti, operatori e centri per l'impiego. CIG in deroga, qui dentro si entra e si va al servizio. L'ITS Academy, tutto il tema dell'istruzione tecnica superiore, questo ha un capitolo specifico. Trovate sempre tutte le notizie legate alle nuove politiche, per esempio le work experience per i giovani, la notizia sull'apertura dei centri per l'impiego dell'8 giugno, i dati legati ai primi segnali di ripresa, la Regione Veneto assegna il buono scuola. Ecco, per esempio, questo è interessante, è un incontro a lavoro che noi abbiamo svolto a livello regionale sul tema pulizie e sanificazione. Abbiamo aperto le selezioni. Abbiamo in questo momento più di 80 posti di lavoro che stiamo mettendo a disposizione di tutti i cittadini che cercano lavoro attraverso i centri per l'impiego. Questo è importantissimo. Quindi per noi è importante la collaborazione con le televisioni locali, perché è importante spiegare che ci sono strade, strumenti con cui è possibile incrociare le occasioni o di lavoro o di politica attiva. E ripeto, la politica attiva è fatta di 3 cose: tirocini, formazione e accompagnamento al lavoro, cioè ricollocazione. Assolutamente, no, questo è importante, che poi non tanti, anzi molti non ne sono a conoscenza. L'ultimissima cosa, no, la penultimissima perché siamo in chiusura, per i laureati figure qualificati, perché lei ha detto medio-basse, profili medio-bassi, ma anche per quelli alti o anche ricollocamento sempre di figure ad alto livello, ci sono sempre opportunità o meno? Sono altri canali? Allora, nel nostro sistema si trovano anche delle opportunità, non tantissime, per le figure medio-alte. Noi per esempio abbiamo collocato ingegneri all'interno che erano all'interno delle nostre banche dati. È chiaro che in questa, come dire, occupandoci di disoccupati, noi in questa fase, per noi i laureati che trattiamo sono quelli di Garanzia Giovani, sono quindi circa 20-25 mila persone che ogni anno accedono alle misure di Garanzia Giovani, che comunque rappresentano un numero importante, per cui all'interno dei 70.000 che ho fatto vedere prima, c'è una parte che potrebbe essere più o meno di 15-20 mila persone che sono giovani laureati, magari in materie o in percorsi che non sono quelli spendibilissimi, certo, però che hanno comunque la laurea. È chiaro che con i laureati ci sono già le università che fanno con i loro uffici di placement, fanno un egregio e importante lavoro, per cui tutti gli atenei hanno il loro ufficio che si occupa di collocare i laureati, quindi è giusto che facciano quel mestiere. Noi ci occupiamo di chi non ce la fa. Chiaro. Allora io la devo salutare, vede un po' di luce in fondo a quest'altro tunnel, com'è la situazione secondo lei? Settimana per settimana vediamo che le cose stanno migliorando, quindi speriamo. Ci sarà da soffrire e quindi ci sarà da accettare la sfida del cambiamento e quindi bisognerà usare la formazione, una capacità maggiore di stare sulle offerte di lavoro, aiutarsi di più persone, imprese, operatori a mandare al lavoro prima possibile le persone e
accedere più facilmente possibile alle occasioni di politica attiva di miglioramento. Certo. Ma io credo che con i dati che ultimamente abbiamo rilevato, il segnale positivo stia cominciando finalmente a tornare. Benissimo, direttore, la ringrazio veramente. Speriamo di poterci risentire presto, perché come lei diceva, uno spazio di aggiornamento. Sarebbe anche il caso di farlo, poi così può dare anche un po' di speranza a chi si trova in difficoltà in questo momento e far conoscere questi canali che sono fondamentali. Certo. Grazie a lei, le auguro buon lavoro, perché ne avete da fare, e ai nostri telespettatori. Avete visto Click Lavoro Veneto, è questo portale importantissimo da valutare, da consultare, se non altro, per sapere cosa si muovono le cose. Esattamente. Grazie ancora, arrivederci e noi ci vediamo domani. Grazie. Grazie a voi.